Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno, a te la linea. Grazie. Oggi abbiamo subito un ospite, saluto tutti ovviamente, abbiamo un ospite molto importante che è Paolo Gulisano, perché ha partorito da qualche mese un libro straordinario, secondo me, che ha un titolo emblematico. Ecco, sì, adesso lo stiamo cercando. Intanto lo ripresento: Paolo Gulisano, medico, scrittore, saggista, da mila copie, mila copie su tanti campi, spirito ovviamente federalistico e libertario. E poi mi fermo qui perché questo suo ultimo libro di cui parliamo oggi, adesso lo stiamo rintracciando. Sapete che lui è sempre molto occupato nella sfera sanitaria per ridare la salute a tutti. Ma questo ultimo libro, vero, Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, si innesta su quello che è il discorso di base della cultura occidentale. Noi abbiamo alcuni miti fondanti dell'Occidente. Oltre alla dimensione cristiana, sulla quale non vale la pena ritornare, c'è una dimensione regale che però si rifà a due cicli importanti, che sono il ciclo arturiano, appunto, di cui parliamo oggi, e il ciclo carolingio. Vengono chiamati cicli perché rappresentano una proposta che ritorna sempre, appunto ciclicamente, a partire dalle prime diciamo avventure letterarie che riguardavano questi argomenti. Re Artù è esistito o non è esistito? Questo ce lo facciamo dire da Paolo quando riuscirà a essere in collegamento. Andrea, ma sicuramente rappresenta il cuore vero di un Occidente che crede in certi valori. Poi ci sarà più tardi nel corso del tempo un ciclo chiamato carolingio, basato su Carlo Magno. Come vedete, due grandi re che hanno fatto Andrea, scusa che ti interrompo. la storia e la cultura. Pronto? L'ospite c'è. L'ospite c'è. Allora, ecco, Paolo Gulisano. Paolo, ci sei? Sì, eccomi qua Andrea, buongiorno. Allora, stavo dicendo, l'Occidente si basa su alcuni miti storico-artistico-letterari. Storico perché c'è una parte di verità, artistico perché hanno scatenato anche l'immaginazione, anche dell'arte figurativa, ma anche e soprattutto letterari, perché sia Artù che Carlo Magno, rispettivi diciamo padri del ciclo arturiano e del ciclo carolingio, sono stati davvero fortunati perché sono stati letti soprattutto e seguiti. Allora, tu lavorando da tempo su questi argomenti, anche con altri libri già usciti da 10, 20, 30 anni, hai sfornato adesso qualcosa che è irrinunciabile. È irrinunciabile, direi. Soprattutto, sentiamo il tuo parere subito. Ti ho presentato prima, ti ho già presentato come figura, personaggio oramai di riferimento assoluto per la cultura italofona e del nord. Ma voglio dirti, quello che importa è che adesso, secondo me, stiamo vivendo un periodo in cui abbiamo strabisogno di Re Artù. Per quale motivo? Ce lo dici tu. Il libro poi ce lo ragguagli, ce lo racconti, con le caratteristiche che ti hanno permesso di scriverlo e farlo uscire pochi mesi fa. A te la parola, Paolo. Allora, grazie Andrea, grazie ancora una volta per avermi invitato a essere tuo ospite di questa bellissima trasmissione. Allora, entro subito in merito, perché Artù è davvero il simbolo della regalità, e il simbolo della regalità sacra. La parola re, regale, ha una radice in termine come dire indoeuropeo, che significa proprio reggere, no? Quindi è la responsabilità di reggere
le sorti di un popolo, di una nazione. E questo è un compito che fin dagli albori della storia era stato assegnato a determinate persone, potremmo dirla anche in merito a una certa meritocrazia, no? Persone che valevano, persone che si distinguevano, persone che, come dire, il popolo sentiva di poter seguire. Allora, pensate alla vicenda di Scozia, storia e vicenda che credo a tanti nostri ascoltatori, William Wallace, quindi uno davanti al quale si può dire ecco qualcuno che io potrei seguire in tutte le imprese. Allora, gli antichi re erano così, questa era la regalità. Artù è proprio il simbolo, Artù è un condottiero, un guerriero che difende storicamente, perché non è semplicemente il prodotto di fantasie, ecco, di immaginazioni letterarie, ma la figura di Artù affonda nella storia di un popolo che difendeva se stesso dalle invasioni. I britanni, gli abitanti della Britannia, abbandonati dai romani che avevano occupato la Britannia ai tempi di Giulio Cesare, l'avevano abbastanza sfruttata. Poi a un certo punto, quando i romani sono in difficoltà di fronte alle nuove invasioni, le spinte che arrivano dai barbari che arrivano dall'Oriente, ritirano le legioni dalla Britannia, e la Britannia rimane scoperta, rimane così, anche alla mercé a sua volta di altre invasioni che arrivano dalla Germania, dal nord della Germania, questi angli, questi sassoni che sbarcano in Britannia e non solo appunto è uno sbarco militare, ma ci portano dietro famiglie e cose, e diventa una vera e propria migrazione di massa e c'è quasi una sostituzione di popolazione. Artù è uno diciamo così, dei protagonisti della resistenza dei britanni, del popolo autoctono di quest'isola, che si difende. Diciamo che la storia ci dice che alla fine i britanni hanno perso, perché appunto si sono imposti gli Angli e i Sassoni. Però dalla storia vera Artù entra nel mito, come anche una sorta di speranza che un giorno Artù torni, che un giorno possa risollevare di nuovo le sorti del suo popolo, che va anche in esilio, perché i britanni molti non vogliono vivere da schiavi nella loro stessa terra e quindi si spostano chi nel Galles, chi in Scozia e altri varcano la Manica e vanno a stabilirsi in quella terra gallica a cui poi daranno il nome di Bretagna, cioè piccola Britannia. I bretoni, che ancora oggi si distinguono dai francesi, hanno questa origine. Quindi nascono tutta una serie di miti, di leggende attorno a questo re, il cui nome Arthur deriva dalla parola celtica, che tra l'altro comunque ha un analogo quasi in greco, che vuol dire orso, perché l'orso era l'animale totemico della classe guerriera dei Celti. E appunto i britanni erano popolazioni celtiche, quindi avevano i britanni come animali simbolo, appunto totemici delle loro classi sociali. I druidi avevano come animale il cinghiale e anche il nostro simbolo in qualche modo di Milano, no? E la scrofa lanuta è in qualche modo una sorta di cinghiale, animale simbolo dei druidi, e i guerrieri avevano come simbolo l'orso. Ecco. Allora Artù vuol dire orso, quindi è l'animale, è l'orso per eccellenza, è il guerriero che difende con la forza di un orso il proprio popolo, la propria terra, la propria gente. Quindi poi da Artù sono nati, intorno ad Artù, innumerevoli leggende, sono arricchiti di altre figure col passare dei secoli. Il mago Merlino, che comunque è una figura che emerge subito, che è una sorta quasi anche qui di figura simbolo, il passaggio dal druido, appunto il sacerdote dei culti celtici pre-cristiani,
alle prime figure di santi monaci del cristianesimo celtico, particolarmente inglese, scozzese, irlandese. Quindi Merlino è una sorta di figura di passaggio, è un maestro, è un mentore, così come lo sono stati i druidi, e poi appunto le prime figure di santi del cristianesimo celtico. Poi man mano subentrano anche altre figure, i cavalieri della tavola rotonda. Anche qua la tavola rotonda è un simbolo ben preciso, dove c'è un primus inter pares che è il re, ma tutti intorno a lui, non una tavolata longitudinale dove, non so, appunto magari ci si scannava anche per stare nei posti più vicini alle figure principali, ma appunto questo cerchio, questo simbolo anche qui molto importante. Poi nascono sempre, diciamo così, nel mito letterario, che però prende spunto dalla storia realmente avvenuta, le altre figure, i cavalieri. Poi piano piano si arriva dal tardo antico al medioevo, e allora diciamo che Artù e la tavola rotonda i cavalieri della tavola rotonda diventano il simbolo della cavalleria, il modello della cavalleria, il modello di cavaliere, cioè non più solo il guerriero antico, no? Il guerriero con l'ascia violento, eccetera, ma il cavaliere che coltiva anche le virtù, l'onore, lo spirito di sacrificio, la devozione alla propria dama e così via. Quindi queste virtù che si affinano, virtù cristiane, virtù cavalleresche, le virtù tipiche appunto dei modelli medievali. Ecco, allora, questo mito di Re Artù non è poi rimasto solo un mito locale, un mito gallese, un mito bretone, e nemmeno un mito inglese, ma si è espanso davvero in tutta Europa. Potremmo definirlo un mito per l'Europa. Prima giustamente diceva Andrea, un mito occidentale, una creazione originale proprio della mitologia occidentale europea. Una cosa che è veramente impressionante per capire la forza del mito di Artù è quello che si può vedere a Innsbruck, in Tirolo. Nel capoluogo del Tirolo c'è la Hofkirche, la chiesa di corte, dove tra l'altro è sepolto il grande eroe Andreas Hofer, e nella Hofkirche, che è la chiesa praticamente, che era la chiesa di Asburgo, quando gli Asburgo venivano in visita a Innsbruck, bene, nella navata centrale della chiesa, della basilica, ci sono tutta una serie di statue degli antenati degli Asburgo, e poi c'è anche la statua di Re Artù. Quindi pensate, una dinastia seria, quasi come dire austera come gli Asburgo, che però mettevano tra i propri antenati anche Artù. Quindi una figura proprio simbolo, insieme, come dicevi giustamente tu prima Andrea, a Carlo Magno, il simbolo del potere regale, che non è un potere fino a se stesso, è proprio l'autorità. L'autorità, e anche qui ci sovviene un po' l'etimologia, in latino la parola autoritas deriva da un verbo augeo, che significa far crescere. Quindi chi è autorevole è colui che fa crescere appunto il suo popolo, che fa crescere attorno a sé il fiore dei cavalieri, della cavalleria, eccetera. Quindi autoritas, autorevolezza, è questa capacità, non solo il potere esercitato fino a se stesso, il potere inteso come forza, ma come appunto capacità di rendere più grandi. Ecco, io davvero, tra l'altro, non è soltanto ovviamente a Innsbruck che possiamo trovare dei segni della presenza extra-britannica di Artù, ma andate a Modena e vedete appunto, andate a vedere
dei bassorilievi sulla cattedrale di Modena che raffigurano Artù. Pensate, quindi nel cuore dell'Emilia, nel Medioevo, nel XII secolo, veniva appunto edificata questa cattedrale bellissima, gotica di Modena, dove c'è raffigurato in un bassorilievo all'esterno della chiesa Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Ecco, quindi non solo Artù, ma anche appunto i cavalieri, simbolo di un modello di valore ineguagliato nella storia dell'Occidente, il modello appunto del cavaliere. Ed è per questo, appunto, perché Artù non è semplicemente un grande eroe, un uomo solo al comando, ma è proprio tutta la storia che si è costruita attorno a lui, anche quella dell'amor cortese, anche da questo punto di vista è stato veramente un paradigma, la vicenda arturiana per tutto l'Europa medievale, anche quindi il concetto di valore guerriero, di valore in combattimento, ma anche di amore a volte un po' strano, a volte anche adultero, perché pensate appunto Dante Alighieri che ci parla, che mette all'inferno Paolo e Francesca, che si innamorano di un amore appunto un po' illecito, adulterino, ma che nasce leggendo insieme Re Artù, cioè le storie di Re Artù, leggendo insieme in particolare appunto Ginevra, la moglie di Artù, che però si innamora di Lancillotto, il migliore amico di Artù, che è anche il primo dei cavalieri. Bene, quindi vedete quanto questo mito ha penetrato la storia, la cultura dell'Europa. E c'è anche, un mito ulteriore rispetto ad Artù che fa risalire un po' all'origine della figura, all'origine celtica. Artù non è mai morto. Artù, che ha combattuto l'ultima battaglia contro l'usurpatore Mordred, contro colui che voleva usurpargli il trono, e anche qua vedete il tema del sovrano legittimo che si vede conteso il proprio diritto quasi divino a regnare, e una figura che nella storia si è manifestata più volte, quella dell'usurpatore, quella che appunto pretende di instaurare il proprio potere al posto dell'autorità legittima. E quindi Mordred, nell'ultima battaglia, Artù nell'ultima battaglia non muore, viene ferito gravemente, ma viene portato ad Avalon. Avalon è una parola gallese che vuol dire l'isola delle mele. In quest'isola Artù non è morto, dorme un lungo sonno in attesa che si risvegli e torni e si metta ancora una volta alla guida dei suoi popoli, cioè i popoli celtici. Quindi Artù amato moltissimo come figura anche in Bretagna, appunto, e dovremmo davvero amarlo un po' tutti noi, abbiamo questo tipo di retaggio. Però pensate, c'è anche un mito, una versione del mito che dice che Artù non è ad Avalon ma è sotto l'Etna. Questa è evidentemente una versione portata in Sicilia dai cavalieri normanni, che dice appunto Artù non è andato in questa isola sconosciuta e misteriosa che è Avalon, ma dorme in una grotta al di sotto dell'Etna, e anche qua ancora una volta è lì che aspetta di risvegliarsi e di tornare, di fare il ritorno del re, come avrebbe detto il nostro maestro John Tolkien, no? Tra l'altro Tolkien aveva scritto anche lui una sua versione di Re Artù, della storia di Artù, un poema che è rimasto incompleto, è stato edito pochi anni fa tra l'opera appunto del figlio Christopher, che ha pubblicato diversi inediti di Artù. Anche qua vedete anche il grande Tolkien si è cimentato
figura mitica, potremmo anche dire proprio paradigmatica. È proprio il paradigma del potere, o meglio dell'autorità reale. Ecco, tantissimi gli spunti e ci hai dato su un vassoio un menù eccezionale, Paolo, stamattina. E va bene ritornare appunto, magari fuggendo un attimo dalla stretta cronaca di attualità, sulla quale peraltro adesso tra un po' ci torneremo. Ma tra le altre cose, moltissimi studiosi, avendo letto anch'io nel mio piccolo qualcosa sull'argomento, già nel tempo, moltissimi studiosi hanno notato la rotondità della tavola e hanno cominciato a così proiettare tutto questo discorso verso l'alto. Cioè il cosmo è rotondo, ci sono 12 cavalieri che potrebbero essere i 12 mesi o i 12 segni, meglio dal punto di vista vero figurativo e simbolico dello zodiaco. E insomma ci sarebbe dietro qualcosa di più profondo, anche in senso metafisico, no? Rispetto alla storia che già di per sé è ghiotta. Non fosse altro, tu hai citato con la tua eleganza gulisiana che è straordinaria, quella forma di adulterio, no? L'ancillotto si innamora di Ginevra e allora le carte vengono un po' scombussolate. Però questo, giusto, hai detto, oggetto della tematica dantesca, della critica all'amor cortese, magari non tutti gli ascoltatori hanno letto la letteratura medievale anche italiana, però insomma sicuramente un topos, si dice, usando una parola greca, di tutta la letteratura mondiale. Però insomma ci sarebbe ancora di più. Tu cosa pensi su questa trasfigurazione proprio metafisica di tutto il discorso, che proietterebbe la vicenda quasi a livello di teorema vero filosofico, o sbaglio? Paolo, sorreggimi. Certo. Eccomi qua. Allora, sì, noi abbiamo solo toccato alcuni dei Certo. temi e quindi adesso ti rispondo anche sulla tavola rotonda, però pensate anche a quell'altro grande tema presente in tutto il ciclo di racconti arturiani, che è la cerca del Sacro Graal. Certo, anche qua certo. Qui è stato scritto tantissimo, si è anche così sconfinato un po' nell'esoterismo, eccetera, però potremmo dire davvero tutto il tema collegato ad Artù prevede anche la ricerca del Sacro Graal, proprio come simbolica ricerca come dire, della perfezione, del sacro, che tra l'altro, come dire, ci ricolleghiamo subito anche al tema di Ginevra e così via, perché tutto questo corpus di leggende, eccetera, parte comunque sempre dalla realtà anche dalle fragilità umane, dalle cadute, dalle debolezze. E appunto, ma a causa della debolezza del re, del peccato appunto di Ginevra, il regno perfetto, quasi il regno di giustizia, eccetera, di Camelot è decaduto. Per risollevare la situazione, per sanare la terra desolata, è necessario appunto il Graal. Il Graal è il calice dell'ultima cena e quindi è un simbolo potentissimo, ha contenuto il sangue di Cristo, quindi ci sono sul Graal tutta una serie di leggende secondo le quali fin dai tempi appunto immediatamente successivi alla morte di Cristo, Giuseppe d'Arimatea, uno dei suoi discepoli, avrebbe portato il Graal in Inghilterra, eccetera. Ma ripeto, del Graal ci sono tante versioni, addirittura c'è anche un Graal a Genova, forse non tutti lo sanno. Certo. A Genova c'è il Sacro Catino, che è Certo. conservato nel Museo di Cesano, che è questo piatto, è un piatto di colore smeraldino, è veramente straordinario a vedersi,
che fu portato dai genovesi dalla prima crociata. Dai genovesi. Senti, chiudi questo argomento perché tra 2 minuti abbiamo il break e poi abbiamo il collegamento anche con un'altra persona, ma poi rimarrai in linea. Una battuta sulla dimensione più metafisica, esoterico-metafisica, Paolo? Certo, appunto, il simbolismo della tavola rotonda, inteso come appunto quasi un luogo geometrico dove tutti sono equidistanti, i cavalieri, dove tutti servono l'unico re, anche questo è sicuramente un simbolo che era stato assolutamente nuovo anche nello scenario della storia, delle leggende, eccetera, collegato appunto al modello della cavalleria, dell'eroismo, delle virtù, e collegato appunto anche alla ricerca del Graal. Il cavaliere è anche un cercatore di Graal, non è solo il cavaliere che fa i tornei, che combatte con la spada, con lo scudo, ma è anche un cavaliere che cerca la perfezione. Cerca il Graal. Quindi direi è un cavaliere ontologico e cerca il senso ultimo dell'essere. Senti, siamo arrivati al break, ma tu rimani, spero che la nostra carissima regista riesca a gestire le 2 voci, perché adesso entra anche Brian Sciretti e dovremo parlare di qualcosa che è più come dire, acido, ma insomma sempre interessante. A dopo il break. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. A te la linea, Andrea. In attesa di contattare anche un altro ospite che è il linguista Brian Sciretti, passiamo dall'argomento arturiano, poi dopo Paolo ridiciamo le coordinate del libro che è assolutamente da comprare per riconnettersi con il grande padre dell'Occidente Artù. Però è successo un fattaccio, se ne sta parlando a livello di TV ma soprattutto di social, come spesso accade. Si tratta di una provocazione, una cantante, anche cantautrice, che usa nom de plume, francamente lei si fa chiamare, ma adesso è inutile cercare per forza il nome e il cognome reale, non ha importanza, francamente attacca l'inno italiano, attacca l'inno italiano dicendo che sostenendo che non è inclusivo,
perché per esempio usa Fratelli d'Italia, no? Il termine Fratelli d'Italia, inclusivo sia nei confronti delle donne, che verrebbero schiacciate anche da quel quasi isterico schiava di Roma, il Dio la creò, ma anche il mondo LGBT. Allora Paolo, adesso ti trasferisco su una piattaforma un po' diversa, un po' più attuale e drammatica. Ah, ecco, abbiamo anche l'ospite. Allora, sentiamo, attendi un attimo Paolo, perché l'ospite non è in perfette condizioni fisiche anche lui, cioè, e quindi dobbiamo sentire prima Brian. Brian Sciretti, linguista. Ci sei, Brian? Batti un colpo. Pronto? Eccoci qua. Sappiamo che sei un po', ma guarda, gli ultimi giorni sono stati ventosi, piovosi e hanno provocato tantissime, e tant'è vero che il terzo ospite, purtroppo, il filosofo, non può assolutamente uscire dal letto e quindi non ce la fa. Ma Brian, fai un piccolo sforzo, poi ci risentiremo lunedì. Ti voglio ripresentare brevissimamente. Brian Sciretti è un giovane linguista che usa magnificamente anche Wikipedia, Wikimedia, compagnia bella, ma soprattutto ha delle idee molto chiare sul rapporto fra lingua e dialetti. Ora però ti voglio chiedere, sarai rapido così ci sbrogliamo prima fuori, poi ridiamo la parola a Paolo Gulisano, sulla questione di questo attacco, è stato attack si dice, no? In lingua anglofona. Quindi questo attacco, cosa ci dici? Una prima reazione, ecco, da parte tua, Brian. Non va bene Fratelli d'Italia. Prego. Allora, secondo me l'inclusività di un testo ottocentesco che è stato scritto all'epoca, qualunque persona l'avrebbe scritto così. Cioè di per sé Fratelli in italiano, in tutte le lingue romanze, è sufficientemente inclusivo. Intende chiunque appartenga a una comunità. Non ci vedo nulla di problematico. Anche l'espressione schiava di Roma, che in teoria è riferita alla vittoria, è un'espressione poetica come mille altre. Se uno deve cercare qualcosa magari di più problematico nell'inno d'Italia, cercherei in generale che rappresenta un'italianità molto idealizzata che non è mai veramente esistita e che ha delle note un po' iperrisorgimentaliste che qualcuno potrebbe anche vedere un po' come concettualmente anticipatrici di idee fasciste, quando ci sono probabilmente altri testi, altre poesie d'epoca che rappresentano più seriamente quella che poteva essere l'italianità. Benissimo. Va bene, dai, ti abbiamo tolto da questa cura, no? Citando la canzone che sta spopolando a Sanremo. Va bene, dai, grazie di questa idea. Chiudo la tua bellissima intrusione meravigliosa da malato, ma da malato di classe, che perfino la malattia la sai gestire bene tu, Brian, dicendo che mi sembra che la tua posizione sia quella di dire va bene, è un po' pretestuosa come contestazione, però in fondo questo inno potrebbe essere anche cambiato. No, sbaglio, dimmi, ultima battuta, Brian. Potrebbe anche essere, insomma, un po' superato, o no, Brian? Esatto. Fantastico, grazie. Poi ci sentiamo lunedì, a lunedì alla trasmissione alle 16 circa, Cultura Popolare. E rimettiti di salute, Brian, che sei un tesoro di cultura. Grazie, a risentirci. Allora, Paolo, è ancora in linea Paolo, la nostra regista sta facendo dei miracoli. Paolo Gulisano, ci sei? Ci sono. Eccoci. Allora, hai sentito l'idea di Brian, adesso vogliamo la tua altrettanto e di più autorevole idea su quello che sta succedendo. Cioè, questo attacco è un attacco molto forte da parte di una femminista, di una cantante femminista che queer, lei si definisce queer, che lascio ai nostri ascoltatori decodificare come parola. Allora, che cosa diavolo possiamo dire? Anche, lo diciamo subito, non nascondiamoci, anche da federalisti, anche da identitari e federalisti, quali siamo noi due, Paolo. A te la parola. Certo. Allora, vabbè, l'uscita francamente è abbastanza chiara che
cercava visibilità, chi oggi si deve sgomitare nel mondo dei social per avere una propria visibilità e ha trovato, come dire, l'occasione, ma anche perché l'occasione gli era stata data da qualcun altro che le aveva invitato a cantare l'inno di Mameli a una finale di campionato di pallavolo femminile. Per cui anche qui mi sembra che chi invita i cantanti a cantare l'inno nazionale in queste circostanze, manifestazioni sportive, lo fa e poi deve rendersi conto anche magari di chi invita. Per cui e lei, che ovviamente ha dovuto forse anche giustificare la sua presenza a questa manifestazione sportiva, ha detto sì, va bene, sono andata, però, e quindi si è tagliata la sua visibilità e ha giustificato forse anche il fatto di essere stata contattata da una federazione sportiva nazionale e ci ha fatto la sua tirata sull'inclusività. Ora, l'inclusività è una cosa seria, non si può veramente anche banalizzarla in questo modo. L'inclusività vuol dire in primo luogo, per esempio, le persone disabili che devono essere aiutate a inserirsi. Io mi occupo anche come medico dell'inclusività, ma appunto soprattutto delle persone con disabilità. Poi l'inclusività è stato esteso questo concetto a tutto e di più e quindi è diventato veramente un baraccone, il baraccone woke. Ci ho detto però appunto a me mi ha colpito più che l'uscita autopromozionale, autopubblicitaria francamente mi ha colpito anche un po' tutta la reazione che c'è stata, che c'è ogni volta che si parla dell'inno di Mameli. Ricordate anni fa Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica, che aveva fatto una rampogna perché i giocatori della nazionale di calcio non cantavano l'inno nazionale e quindi poi polemiche a seguire. Poi anni dopo, io ricordo bene, un grande campione di slittino sudtirolese che saliva a ogni Olimpiade, ogni campionato mondiale europeo sul podio, ascoltava l'inno di Mameli e veniva rampognato perché non cantava a squarciagola come da proprio preciso dovere cittadino italiano. Allora, diciamo subito una cosa anche per rassicurare i nostri ascoltatori. L'inno nazionale non è obbligatorio cantarlo. Se uno lo vuole cantare, lo canta. Se non lo vuole cantare, è libero e assolutamente libero di farlo. Quindi anche la polemica, francamente, è francamente fuori luogo. Se non la voleva cantare, non lo cantava, non accettava l'invito della federazione pallavolistica. Quindi se uno non lo vuole cantare, non lo canta. Io non lo canto mai. Non lo canto, lo dico pubblicamente qui, perché poi a me capita di partecipare molto spesso a manifestazioni sportive, in particolare del basket, dove dal 2011, quando era il 150esimo dell'Unità d'Italia, la Federazione Basket decise che prima di ogni partita dalla Serie A alla Serie C di basket si canta l'inno nazionale. Allora, quando c'è l'inno, quando viene eseguito l'inno di Mameli, io mi alzo in piedi per educazione e tengo le labbra ben serrate. Non ho niente da cantare, per me, ecco, ascolto con rispetto, tra l'altro attenzione appunto, il rispetto è anche questo imposto dalla legge, nel senso che c'è il reato di vilipendio all'inno nazionale. Attenzione, questa è una cosa che fa pensare. Ci sono in Italia reati di vilipendio per i due fondamentali simboli, no, del nazionali, la bandiera tricolore. E io ricordo appunto il povero onorevole Roberto Bossi, che venne condannato a 1 anno e 4 mesi per avere, come dire, risposto ad una signora che l'aveva aggredito verbalmente, era un'ardente patriota italiana e l'aveva aggredito perché lui non rispettava il tricolore, aveva commentato in una maniera
salace tipica dell'uomo, del politico, e aveva preso una condanna 1 anno e 4 mesi per vilipendio. Ecco, tra l'altro prima parlavamo di cose sacre, del Graal, eccetera, è secondo me una indebita sacralizzazione di una bandiera e anche di un nulla. Quindi non si può fare una parodia dell'inno di Mameli. E allora basta, si tace, nessuno può essere costretto a cantarlo. Perché qualcuno a questo punto degli ascoltatori dirà tu non lo canti? Perché pongo personalmente un'obiezione di coscienza rispetto all'autore di questo inno, di questa che poi si chiama canzone degli italiani, canto degli italiani, scusate. Sapete Mameli come morì? Morì a 27 anni sparando al Papa. Cioè era andato insieme a quei gruppi di facinorosi, a quelle bande armate che avevano tentato un colpo di Stato in uno Stato libero e sovrano e indipendente che era la Santa Sede. Erano venuti da varie parti d'Italia, Mameli era genovese, si erano recati a Roma, avevano fatto una sorta di marcia su Roma ante litteram, questa per gli storici va bene a differenza dell'altra, e durante questo golpe che si era autoproclamata una Repubblica Romana, ecco, il canto che cantavano queste bande armate era appunto il canto scritto da Mameli un anno prima. Per cui permettete che io come cattolico non canti un testo scritto da un signore che era andato a cercare di ammazzare il Santo Padre e che morì combattendo appunto contro le truppe che difendevano lo Stato Pontificio, e tra l'altro morì in un modo abbastanza ridicolo perché venne colpito alle spalle da un commilitone, quindi ucciso dal fuoco amico. Per cui tutta questa vicenda, tra l'altro, era talmente imbarazzante che quando poi si compì tutta la rivoluzione risorgimentale non venne assunta come inno del Regno d'Italia, perché venne scelto come inno del Regno d'Italia la marcia reale. Poi tornò in auge perché questo era un canto repubblicano e giacobino che tra l'altro veniva cantato anche dai militanti della Repubblica Sociale, ecco, ma venne poi scelto come inno della Repubblica Italiana dopo il 46. Quindi Andrea, penso di non aver fatto nessun vilipendio, però ho dato la motivazione per cui io personalmente non lo canto e non mi ci riconosco, neanche in certe parole, appunto quello Schiava di Roma decisamente fuori luogo. Ma poi appunto ripeto, tutti coloro che ci ascoltano sappiano che non va preso in giro, non va vilipendiato perché è sacro, tra virgolette, però è lecito tenere le labbra chiuse. Se qualcuno lo vuole cantare lo canti pure, chi non ha intenzione di cantarlo è libero di farlo. Per cui anche qua io chiuderei così la faccenda di Francamente, che appunto anche lei, se non le piace, è scritto così, non lo canti, punto e basta, non ci faccia su tanti ricami, e soprattutto sarebbe ancora più ridicolo magari modificarlo mettendoci dentro l'inclusività o trasformarlo in fratelli e sorelle d'Italia o quant'altro. Quindi se non le piace faccia come fanno tanti altri, me compreso, taccia. Benissimo. Vorrei aggiungere una nota. Penso di essere molto vicino alle tue posizioni, però forse in me, ovviamente attraverso un linguaggio che come il tuo rimane pacato e cerca di essere equilibrato, spero che non vada via la comunicazione proprio adesso, perché se no a livello culturale, non sto facendo della politica, a livello culturale noi ci stiamo appiattendo su delle posizioni nazionalistiche. Questa radio è sì anche sovranista, ma non è una radio che parla il linguaggio del nazionalismo, non lo ha mai parlato.
Allora, è possibile, chiedo, proporre una mutazione, cioè una sostituzione dell'inno di Mameli con un altro inno, sempre un inno che comunque canta l'Italia. Qui nessuno vuole, e nessuno mai ha detto distruggiamo l'Italia, nessuno da questa radio ha mai detto, ha mai proferito queste parole, nessuno. Allora, è possibile trovare un altro inno, non per le ragioni che sostiene la cantante, la cantautrice, ma perché noi dobbiamo costruire, e lo dico con orgoglio, magari nella mia presunzione c'è l'idea di essere all'avanguardia, magari no, magari mi sbaglio. È possibile sostituirle con un inno che canti l'Italia federale? È possibile, oppure noi stiamo esercitando il solito culto delle origini, delle radici assoluti? Sì, certo, se le radici sono sane, ma qui, come tu hai sottolineato, caro Paolo, le radici non sono completamente sane, sono blasfeme, hanno un atteggiamento eccessivamente romanocentrico e oltretutto sono il frutto comunque, come sottolineava Brian Sciretti, di una mentalità che è un po' superata, Paolo, ci sei su questo? Sei d'accordo con me su questo? Sì, sono d'accordo, ma come dire, probabilmente le parole, meglio di me, lo sai tu, lo sa Sciretti, cioè che siete studiosi anche del linguaggio, delle lingue, eccetera, sono sempre figli del loro tempo, e quindi che si fa? Si cambia di volta in volta, eccetera. Cioè, ti ricordi che c'è stato comunque anche una modifica, però a questo punto non venne considerata vilipendio, chissà perché, alla inaugurazione di Expo. Vi ricordate la grande Expo di Milano di pochi anni fa? Ci fu l'inaugurazione di Expo con un coro di bambini e i bambini cantarono alla fine, invece di dire siamo pronti alla morte, siamo pronti alla vita. Nessuno disse niente, andava bene così. Però ripeto, questa sorta di maquillage di volta in volta, una volta dice, allora, tra l'altro per conto mio andava benissimo cambiare siamo pronti alla vita al posto del lugubre siamo pronti alla morte. Però anche qua è tutto continuare a giocare, ma evidentemente anche i nazionalisti non sono proprio così contenti o non va così bene come alla fine, però lo devono sempre difendere a oltranza. Alla fine, secondo me, la cosa migliore, uno dei miei inni preferiti, vabbè, il mio preferito, immaginate qual è, il Flower of Scotland, però a me piace molto, perché è un inno che sarà immortale, è l'inno spagnolo, che non ha le parole, è soltanto appunto la marcia reale spagnola, molto bella, molto anche orecchiabile, eccetera, e non ha parole. Quindi, allora forse per risolvere anche questo annoso problema di questo tipo di inno, bisognerebbe cercare nel vasto, ricco e bello patrimonio musicale italiano un bel pezzo musicale senza parole. Ecco, credo che non manchino dei passaggi di opere di Verdi, Puccini o anche cose più recenti certamente, ma forse davvero un bel brano musicale e senza parole magari metterebbe fine a tutte queste storie. Assolutamente. Qualcuno aveva proposto, non solo del nostro ambiente, diciamo così, la fine del mamelismo attraverso il va pensiero. Dico anche, non voglio pampadanizzare il discorso, ma in effetti c'era qualcuno anche al sud o italiano all'estero che diceva: ma non è meglio il va pensiero? Qual è la tua idea? Cioè, il va pensiero ti convince come inno di libertà, oppure c'è anche lì qualcosa? Guarda, questa è radio, la chiamerei radio sincerità più che libertà, veramente. Vai tranquillo, Paolo, la tua idea sul va pensiero. Sì, no, sicuramente il va pensiero è superiore
al canto degli italiani di Mameli di gran lunga, è molto più bello e fortemente emotivo, e poi appunto tra l'altro non è nemmeno strettamente nazionalista italiano, perché è il canto degli esuli ebrei, e quindi che ricordano, che rimpiangono la loro terra perduta, eccetera, per cui alla fine è anche una dimensione più vasta. Ecco, allora io penso che ogni tanto queste discussioni sull'inno Mameli appunto riaffiorano, spesso ci sono delle soluzioni, come dire, molto autoritarie, come quella di Ciampi, che appunto voleva imporre, poi alla fine riuscì anche a imporla, perché poi da allora e fa pensare anche questa cosa qua, perché quindi a 20 anni fa, fino alla presidenza Ciampi, ancora non era poi così cantato, così amato forse anche, no? E c'erano altri brani musicali molto più popolari, tra cui appunto il Va Pensiero. Quindi fu necessario, ecco, ripeto, un intervento autoritario di una persona come Ciampi, tra l'altro che probabilmente era quasi sicuramente in odore di logge, e il Mameli stesso, amatissimo dalla massoneria, che gli ha dedicato in Italia credo una ventina di logge, quindi forse, ecco, in questo caso sì, ci vorrebbe un canto più inclusivo, ma non alla Francamente, cioè inclusivo di tutte le componenti federali di questa nostra penisola, qualche cosa che sia, come dire, inclusivo di tutte le identità. In questo caso davvero l'inno di Mameli era l'inno della Repubblica Romana, era l'inno del fin dei conti appunto amato molto dalla massoneria, ma evidentemente non era qualcosa come dire, amato da tutti. Poi è stato quasi imposto dall'alto, e adesso ogni tanto arrivano anche coloro che gridano al reato di lesa maestà nei confronti dell'inno. Ecco, niente, secondo me su questo bisogna riflettere in questo modo e cercare davvero qualche cosa. In fondo nel 1946 venne dichiarato inno provvisorio e lo è stato fino al 2000, non mi ricordo più, insomma negli anni 2000. Pochi lo sanno questo particolare, ma è importante. Non è mai stato definitivo in tutto il tempo che sappiamo della Repubblica, no? Quindi davvero vedi, ritorniamo a ripensare un attimo il Risorgimento, perché noi continuiamo a parlare di attualità soltanto, ci appiattiamo su quelle che sono le cosche mentali che si azzuffano fra di loro. Ma su che base? Di che cosa stiamo parlando, Paolo? Insomma, questa è una radio di cultura prima ancora che di politica. Ripensiamolo sto Risorgimento. Noi non dobbiamo avere paura e non dobbiamo appiattirci sulle posizioni del resto della destra. Siamo di destra, ma non siamo quella destra lì. Deve essere chiaro questo, no? Un grande abbraccio. A te la parola ultima, Paolo. Battuta finale. Certo. No. Il nostro grande amico scomparso pochi anni fa, Gilberto Neto, diceva appunto che il nazionalismo, il patriottismo, così è l'ultimo rifugio dei mascalzoni. Quindi quando vengono innalzate quelle bandiere lì di ipernazionalismo bisogna stare attenti, appunto ben distinte da quello che invece è l'amore per la propria. Che nasca un'Italia nuova, la vera Italia, l'Italia dei popoli. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. Adieu. Avete ascoltato Cultura